Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, anzi le partecipanti. Sono femmine di 2 anni, non vincitrici di 2000 euro in carriera. Problemi in fase di allenamento per Yari Star, che ha un'incertezza e lascia lì diversi metri. Si va all'1 Iona Q Griff, 2 Ines Mami, 3 Invidia Italia, 4 Yari Star, 5 Indonesia Laxmi. Macchina che inizia a prendere velocità, incertezza per Ines Mami. Si parte con lotta per il comando tra Invidia Italia e Indonesia Laxmi. Quando si approccia la prima curva si sistema in seconda posizione alla corda adesso Indonesia Laxmi alle spalle di Invidia Italia, che ha preso la testa e ora guida liberamente. Incertezza anche per Indonesia Laxmi, che rimane di trotto ma ha un piccolo arresto, perde qualche battuta. 15 per i primi 200 metri di corsa di Invidia Italia, che è in chiara evidenza Indonesia Laxmi in seconda posizione, mentre si mette in moto Yari Star, che scavalca Iona Q Griff e prova a risalire. 32 i primi 400 metri di corsa veloci per la figlia di Maharaja e Anna Maria Italia, e si mantiene una trentina di metri avanti ad Indonesia Laxmi, 46,2 per i primi 600, viene sotto alle tribune in chiaro vantaggio. In seconda posizione sempre Indonesia Laxmi, di fuori Yari Star, poi in corda Iona Q Griff. 800 metri in 1-1-1 per la netta favorita, che approccia la curva di destra in vantaggio e va a portarsi verso il primo chilometro, che completa in un veloce 1:16,2. Sbaglia Yari Star, che finisce così in fondo al gruppo. Numero e anche 4 Yari Star squalificato. Intanto Invidia Italia prosegue con non meno di 50 metri sul resto della compagnia, 1:38 i 3/4 di miglio. Per fatti propri Invidia Italia, che entra all'ingresso addirittura d'arrivo con mezza curva di vantaggio. Altra frazione in 15,2. Invidia Italia, chiaramente leader con un distacco da Giro delle Fiandre, viene a vincere di quanto vuole e in bellissimo stile, mentre c'è gran lotta per il secondo posto con Indonesia Laxmi, che viene avvicinata sul palo da Ines Mami. 1:15,2, 29,9 anche gli ultimi 400 metri di corsa. Bellissima performance da parte di Invidia Italia. Marco Stefani per il team di Divignano, i colori della scuderia Giovane Italia. Bellissima presentazione. Dopo il buon debutto ad Albenga viene a stravincere Invidia Italia con Marco Stefani. Prestazione sicuramente che la pone tra le cavalle più interessanti della generazione.